Sarà la giornata più bella della mia vita e spero di farcela perché tanti hanno puntato su di me, facciamo il tifo per te, veniamo a vedere, ma tantissima gente. Alberto Bonaldo, il record man di tiro a piattello di Rossano Veneto, è pronto per una nuova impresa. Dopo il primato dello scorso anno riconosciuto dalla Federazione Tiro al Volo, in 10 ore 1625 piattelli lanciati, 1190 colpiti, domenica prossima sfiderà se stesso puntando questa volta alla convalida anche del Guinness World Record. Mi hanno dato da fare battere un record, cioè un muro di 900 piatti su 12 ore. E vengono fuori prima, non ha importanza perché le 12 ore devo portarle al termine sempre sparando. Per arrivare preparato alla sfida da primato, Bonaldo si è sottoposto a duri allenamenti in Italia e in Australia. A 64 anni è un vero campione. L'entusiasmo di certo non gli manca, la passione lo spinge ad affrontare sempre nuove sfide con obiettivi di volta in volta più ambiziosi. Il ritmo di Piattelli l'anno scorso era la media di 20 secondi, quest'anno vorrei superarla, di fare meno secondi. Penso sui 18 come le prove che ho fatto. Domenica a San Donà di Piave ci saranno 6 giudici della federazione per verificare che tutto si svolga nel rispetto del regolamento. Tutto è pronto, insomma l'importante è arrivare preparati e non farsi tradire dall'emozione. A dire la verità, questa mattina alle 5 mi sono svegliato, piangevo proprio come un bambino, ho detto ma cosa succede? C'è tanta emozione. Abbastanza.